ben venga questa iniziativa di Mosole, perché poi vuole non solo riportare, diciamo, il paesaggio originario, quindi rinaturalizzare, ma anche il tema delle api è un tema importante, soprattutto coinvolgendo le scolaresche. Quindi il mio applauso a Mosole per tutto quello che sta facendo, soprattutto anche a beneficio dell'ambiente. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia commenta così l'inaugurazione del nuovo apiario di San Gaetano, cava del gruppo Egela, Montebelluna, che rende concreta la trasformazione di un sito estrattivo in oasi di biodiversità. Un'iniziativa che si intreccia perfettamente con le volontà del gruppo guidato da Remo Mosole. Dal lavoro si ricava qualsiasi cosa per migliorarsi tutti. Il lavoro serve quando si viene nel mondo. Si deve pensare di fare qualcosa per sé e per gli altri. Chi non ha questi obiettivi non ha futuro, bisogna sapere anche piantare il futuro. Io nel mio piccolo, tutto il mio territorio dove lavoro, ho messo 570.000 piante. Un progetto che nei prossimi anni potrebbe mettere le basi anche per catturare un segmento turistico e sportivo, come già realizzato per il lago Le Bandie. Abbiamo un'area di 15 ettari autorizzati. E poi abbiamo una proprietà che va sui 30 ettari di proprietà. La cava risale al 2006, abbiamo avuto una discontinuità quando c'è stata la pedemontana, ci siamo fermati per via dell'immissione nel mercato di molti inerti, abbiamo scelto di fermarci. Quando siamo ripartiti così, cioè subito il ripristino e cercare di, man mano che scavavamo, riuscire a mettere a posto il territorio. Se voi potete vedere le piante che sono qui, che sono di una certa consistenza, è il fatto che noi appena abbiamo iniziato i lavori di scavo abbiamo iniziato contemporaneamente anche il recupero ambientale con la piantumazione di queste piante che sono già abbastanza grandi. Presente per l'occasione anche l'assessore regionale all'ambiente, parchi e protezione civile Elisa Venturini. Oggi che è cambiata la sensibilità c'è la volontà invece di recuperare e di andare a destinare magari luoghi che appunto potevano rappresentare delle situazioni di criticità in luoghi invece dove si garantisce la biodiversità, come in questo caso attraverso l'arrivo delle api che diventano così un'attrazione per i bambini, per le famiglie, e quindi è un luogo dove ritrovarsi, un luogo che diventa di comunità. Guardiamo un attimo le camere ed è inaugurazione.